incappucciati in una villetta di Albignasego. La padrona di casa 76enne si ritrova di fronte all'improvviso e urla per metterli in fuga, poi ha un malore, razziati ori e denaro. Tragedia nel pomeriggio lungo la strada dei pescatori a Codevigo, auto e moto si scontrano frontalmente, Centauro perde la vita. Non ce l'ha fatta Giuliana Gruarina, la 57enne di Concordia Sagittaria, travolta da un'auto a Portogruaro mentre faceva jogging. L'infermiera è morta a 2 giorni dall'incidente, il cordoglio dell'ULSS 4. Ciao Matteo, sei stato grande, lo straziante saluto al figlio da parte di Lino Forner che l'ha visto morire sotto i suoi occhi nella loro azienda vinicola di Castelcucco, schiacciato dalla pressa, l'amico sindaco sconvolto. Il centrodestra bollente tra liste da costruire, Risico Giunta, Tosi, ridicolo un solo assessorato a Forza Italia, De Carlo, nessun patto, prima vinciamo e Zaia sbotta, forse sono un problema per qualcuno. Nel giorno in cui si presenta la casa riformista della lista Uniti per Manildo, primo affondo del candidato governatore del centro-sinistra, l'avversario, la Lega che lo ha scelto è quella di Vannacci e Salvini. Il capo dello Stato questa mattina a Palazzo Ducale in Laguna per i 35 anni della Commissione di Venezia, con lui il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il gesto dei lavoratori Electrolux a Susegana, 1000 ore di ferie e permessi solidali donate alla collega in difficoltà per problemi di salute. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca con quanto accaduto ad Albignasego. Se li è trovati di fronte e ha urlato con tutto il fiato che aveva in gola. È drammatico quanto accaduto ad una anziana che si è trovata di fronte un comando di uomini travisati che erano entrati nella sua abitazione. Tutto questo in pieno giorno e mentre nell'abitazione accanto i bimbi giocavano in giardino. Forzano il cancello, si avviano lungo il vialetto, berretti in testa, passamontagna sul volto, abiti scuri. 3 entrano in casa forzando una porta-finestra, il quarto resta nel giardino a fare da palo, mentre nell'abitazione a fianco i bambini giocano. Sono le 18:33 di giovedì, quando un comando di 4 persone, che pochi minuti prima alcuni vicini avevano visto camminare lungo questa via di Albignasego, via Lovato de' Lovati, entra nella villetta dove un'anziana di 76 anni è in quel momento sola. Così il figlio della donna ha raggiunto al telefono. Era in taverna a stendere il bucato, a un certo punto ho sentito dei rumori forti e pensando che fosse rientrata mia sorella, mio cognato oppure mio nipote, appunto si è recato verso l'ingresso. Mia madre ha urlato, sì, e in quel momento aveva detto che non si è resa conto, è come se fosse stato un film, perché non si è resa conto di cosa gli stava succedendo, perché non poteva credere ai suoi occhi alle 6:30 di sera. Poi potete immaginare quale sia stato lo shock. Un urlo drammatico fatto con la paura che solo il terrore provoca. I ladri desistono e fuggono, ma il colpo è riuscito. In casa mancano un paio di anelli, collane, qualche braccialetto. Manca anche la fede del marito della donna, che è vedova, e i suoi ricordi più cari. Tutto questo è durato 1 minuto e mezzo, in 1 minuto e mezzo, quindi è la cosa che fa pensare questa qua. Mia mamma sta meglio, ha avuto un malore quella sera, poi è stata soccorsa dai vicini, poi è arrivata mia sorella che è nell'ambito sanitario, quindi ha prestato le cure e poi naturalmente la notte non ci ha dormito proprio. La prima ad accorrere la vicina che la signora ha chiamato a gran voce. Anche lei era in casa, nel giardino che confina con la villetta, dove stava chiacchierando con un'amica mentre i bambini giocavano. Quando però ho sentito urlare, in quell'attimo preciso ho collegato che era stato appunto qualcuno che era entrato in casa. E lei era qui fuori comunque? Sì, noi abbiamo trascorso tutto il pomeriggio qui fuori con i bambini e verso le 6:15, 6:20 i bambini erano rientrati per giocare in camera. Comunque c'era un via vai perché entravano, uscivano, quindi insomma non erano fissi dentro. In quel preciso istante per fortuna sì, ed è proprio in quei 10 minuti che è successo il tutto. Una strada tranquilla, una zona residenziale, un parco giochi vicino, un colpo messo a segno in pieno giorno che spaventa tutti. La famiglia ha sporto denunce ai carabinieri, indagini sono in corso da parte dei militari della compagnia di Abano Terme. Sono responsabili di 9 furti e di una serie di truffe anche online avvenute nell'Alta Padovana, 10 giovani denunciati dai carabinieri.
Vivono tra le province di Padova, Treviso e Vicenza i 10 giovani denunciati dai carabinieri della compagnia di Cittadella al termine di una serie di indagini partite da alcuni episodi di furti commessi tra luglio e agosto del 2024. I colpi, 9 in tutto, erano stati commessi nell'Alta Padovana, dove erano state sottratte ai legittimi proprietari auto, moto e attrezzature da cantiere. Dopo una serie di indagini, i carabinieri hanno individuato i 2 capi della banda, 2 stranieri originari dell'Est Europa, che avevano trovato dimora in uno stabile di proprietà comunale a Piazzola sul Brenta. Uno dei 2 era già stato espulso dall'Italia per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Individuati i primi 2, i militari sono risaliti a una vera e propria banda specializzata in truffe online e riciclaggio. Nei guai è finito un giovane residente a Loreggia e con lui altre 5 persone. Quest'ultimo aveva anche messo a segno un'estorsione ai danni di un cittadino di Campo San Piero, a cui aveva chiesto 1.000 euro per restituirgli 2 moto che erano state rubate. In totale i militari hanno rinvenuto 9 veicoli rubati, restituiti ai legittimi proprietari. Dalle perquisizioni poi sono emersi anche materiale informatico e POS, munizioni per pistola, una scacciacani e 6 etti di hashish. E restiamo in provincia di Padova con un tragico incidente accaduto nel pomeriggio, poco prima delle 17 a Codevigo, lungo la strada dei pescatori. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita il Centauro, illeso il conducente della vettura. Sul posto i vigili del fuoco di Piave di Sacco e i sanitari del SUEM, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. E non ce l'ha fatta la 57enne di Concordia Sagittaria, travolta da un'auto a Portogruaro mentre faceva jogging. L'infermiera è morta dopo 2 giorni d'agonia, il cordoglio dell'ULSS 4. Sempre disponibile ad aiutare i colleghi, empatica ed attenta ad ogni bisogno dei pazienti, sempre pronta a dare un consiglio o una parola di conforto. Così il direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale, Mauro Filippi, ha voluto ricordare Giuliana Guarin. Non ce l'ha fatta l'infermiera ricoverata da 2 giorni per le conseguenze di un investimento subito mentre giovedì faceva jogging in Viale Venezia a Portogruaro. Per molti anni in servizio in ostetricia e ginecologia, poi in direzione medica e ultimamente nell'ambulatorio di neurologia di Portogruaro, Giuliana Guarin è scomparsa all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove era stata trasportata in elicottero e ricoverata in rianimazione immediatamente dopo l'incidente stradale. Le sue condizioni erano subito apparse critiche. Originaria di Concordia Sagittaria, aveva 57 anni, lascia il marito e la figlia. E per la morte di Matteo Forner, schiacciato da una pressa a 44 anni nell'azienda vinicola, nella sua azienda vinicola a Castelcucco. Il dolore della famiglia, il cordoglio del paese. Il padre Lino dice: morte che spezza il cuore. Il sindaco Paolo Mares proclama lutto cittadino per il giorno dei funerali. Matteo, ti saluto per quello che hai fatto, perché sei stato grande e sempre disponibile. Hai fatto quasi tutto in questa azienda. E cosa posso dire? Ciao, non abbiamo altro da dire. Una fine che spezza il cuore. Si fa portavoce di una famiglia distrutta. Lino, padre di Matteo Forner, 44 anni, 45 tra pochi giorni, e fondatore della premiata cantina Pat del Colmel. Un saluto commosso in quello che è un dolore che, ha detto, non si può spiegare. Matteo stava sistemando una pressa per l'uva insieme al padre. Entrambi pensavano che il macchinario fosse spento e invece il blocco era dato da una mancanza temporanea di corrente. Quando questa è tornata, la morsa del macchinario si è chiusa, colpendo mortalmente il 44enne al collo. Pochi istanti. Il padre Lino lì con lui. A poche ore dalla tragedia, Castelcucco e il mondo vitivinicolo sono in lutto. Matteo, racconta il papà, ha sempre voluto fare quello che faceva. Non vedeva l'ora di finire le scuole medie per andare a lavorare nei campi, ricorda il fratello Roberto. Amava il lavoro, che era di fatto la sua grande passione. 1000 progetti, 1000 idee per migliorare ogni giorno e far diventare l'azienda sempre più innovativa. Macchinari, vigneti antichi riscoperti, ristrutturazioni. Dietro alla Pat del Colmel c'era lui. Oltre al lavoro nelle vigne, anche l'impegno politico. Matteo Forner era anche consigliere comunale a Castelcucco. A volerlo con sé
proprio il sindaco. Grande figura di supporto, e poi lo sappiamo tutti essere stato un imprenditore effettivamente che ha dato lustro alla sua di attività, ma anche ovviamente a tutto il contesto del nostro paese. E lui in ogni circostanza era sempre assolutamente a disposizione. In un comune delle potenzialità e delle dimensioni di Castelcucco effettivamente bisogna un po' rimboccarsi le maniche e fare un po' di tutto. L'ultima cosa che ricordo di lui e anche di recente accadimento è stato quello che praticamente si è sostituito al nostro operaio che era in ferie per andare, diciamo, a togliere, a liberare una strada che era praticamente interclusa a causa di una pianta che era caduta, e nel breve volgere, sto parlando di 22 minuti, lui aveva già tagliato, fatta tutta a pezzettini, che era già pronta per il fuoco. Matteo lascia il papà Lino, mamma Gabriella, il fratello Roberto e la sorella Arianna. A Castelcucco intanto si pensa di proclamare una giornata di lutto cittadino. Credo che sia il minimo che si possa fare per una persona così, che sia distinta, oltretutto anche tenendo conto della tragicità dell'evento, per cui evidentemente credo che perlomeno le bandiere a mezz'asta sicuramente ci saranno in comune, così come il comune stesso si presenterà in forma ufficiale il sindaco e il consiglio, e oltre al gonfalone del comune gli stato a lutto in occasione delle esequie. Topi nelle aree esterne della residenza per anziani di Solesino. A lanciare l'allarme i sindacati che da mesi hanno chiesto un intervento urgente. Il sindaco ha emesso un'ordinanza. Corrono sopra i bidoni, si muovono dentro i cassonetti, si arrampicano sui muri. Le immagini girate non hanno bisogno di molte spiegazioni. Da mesi questa è la situazione nell'area di conferimento rifiuti nelle zone vicine che si trovano a ridosso del centro servizi anziani di Solesino. Le segnalazioni di operatori e delle famiglie vicine alla struttura sono partite già a giugno. Adesso i sindacati hanno deciso di prendere carta e penna con un appello sottoscritto e rilanciato da FPCGL, CISL FP, CISL Fisascat, UIL FPL e UIL Tux. Noi non mettiamo in discussione che qualcosa da parte della cooperativa e da parte del comune sia stata fatta, ma è abbastanza evidente dalle segnalazioni, dai timori che i lavoratori e le lavoratrici continuano a segnalarci che il fenomeno, questa presenza dei roditori in una zona molto delicata e molto sensibile non sta migliorando, anzi sta peggiorando. Sta lavorando il sindaco di Solesino Alvi Bentani, che ha firmato un'ordinanza urgente il 29 settembre dopo aver sollecitato più volte la direzione della struttura per anziani gestita dalla cooperativa sociale Codes. Noi ci siamo mossi innanzitutto inviando comunicazione agli enti preposti alla deratizzazione e comunque all'igiene degli ambienti. Non avendo ricevuto nei tempi urgenti delle risposte concrete, abbiamo agito noi come ente. Però purtroppo mi sono trovato costretto a fare una ordinanza. La struttura per anziani gestita dalla cooperativa Codes Sociale è stata contattata dalla nostra redazione, che attende una loro dichiarazione in merito. La politica regionale, la spartizione degli assessorati in caso di vittoria di Alberto Stefani tiene banco nel centrodestra. Prima di discutere di assessorati bisogna vincere le elezioni, quindi credo che dovremmo fare tutti un passo alla volta. Dopodiché noi, ottenuto un buon risultato, che sarà quello che otterremo, sapremo che i veneti ci hanno chiesto di occuparci di temi strategici e quindi sicuramente lo faremo. Va cauto con il toto assessori nella prossima giunta regionale il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, un po' per non svelare il retroscena, un po' perché consapevole che il troppo parlare di poltrone rischia di indispettire l'elettorato. Che ci sia già un patto nero su bianco tra il candidato Alberto Stefani e i meloniani sui futuri ruoli a Palazzo Balbi, di fatto però non lo smentisce. Smentisco il fatto che adesso ci si debba occupare di assessorati. Bisogna occuparsi di vincere le elezioni.
Chi invece di posti in giunta parla è come il pari grado di De Carlo in Forza Italia, Flavio Tosi. Dalla Cise fa sapere che un solo assessorato per gli azzurri sarebbe, dice, un numero ridicolo per l'effettivo peso del partito, anche se toccasse proprio a lui, dato in pole position per l'incarico chiave di assessore alla sanità, ruolo che ha già rivestito in passato. Tosi capolista in tutte le province, ruolo che invece a Luca Zaia la Lega non ha ancora confermato, come puntualizza il governatore uscente da Venezia. Prendo atto che si vede che prima sparisce la lista civica, la lista Zaia, poi scompare anche il mio nome sul simbolo. Prendo atto che sono un problema, dopodiché deciderò cosa fare. Sicuramente Stefani ha tutto il mio sostegno, però è pur vero che come si può dire, di necessità faremo virtù. Zaia è un problema per gli alleati o per la stessa Lega? Io penso proprio di no del mio partito, però le posso dire una cosa: non è mai accaduto in un paese che si vieti a una persona utilizzare il proprio nome nella campagna elettorale. Non posso non prendere atto che sembra che il mio nome, anzi il mio cognome, sia un problema per qualcuno. Vedremo di farlo diventare reale. Il campo sconnesso, il campo di battaglia non facile è la cosa che mi piace di più. Nel continuo batti e ribatti tra i partiti di Salvini e Meloni, chi rischia di beneficiarne è proprio Forza Italia, espressione di un centro che il leader Tajani continua a ritenere la collocazione più attrattiva per la maggioranza dell'elettorato veneto. Questa è una regione dove la posizione moderata ha sempre prevalso, quindi credo che per la forza politica che rappresenta i moderati e sta crescendo, raccogliendo sempre i moderati, nel momento non c'è più il centro-sinistra ma c'è solo la sinistra, credo che dovrà Forza Italia svolgere un ruolo veramente determinante per la crescita ulteriore di questa bellissima regione che si chiama Veneto. E primo affondo di Giovanni Manildo a Stefani da Padova, la presentazione della lista Espressione della Casa Riformista. Il candidato del centro-sinistra attacca l'avversario, voluto, dice, dalla Lega più estremista, quella di Salvini e Vannacci. Nel centrodestra non ha vinto la Lega di Zaia, a cui impediscono persino di fare la lista o metterci il nome, ma quella di Salvini e Vannacci, una destra che flirta con gli estremismi e che vuole portarci fuori dall'Europa. L'onorevole Stefani, che da segretario regionale ha avallato tutte le scelte fatte o non fatte in questi anni, ha delle responsabilità enormi. Da Padova alla presentazione della Casa Riformista che scende in campo a suo sostegno, il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo sferra di fatto il primo affondo al suo avversario, rappresentante, dice, della Lega più estrema. Lo fa presentando la lista composta da Azione, Italia Viva, Socialisti e Più Europa, che in Veneto si presentano sotto un unico simbolo, quello di Uniti per Manildo, che parla proprio ai moderati. La nostra coalizione è un inedito, va oltre gli schemi nazionali, ci sono delle forze che magari a livello nazionale non sono stabilmente nel centro-sinistra, quindi diciamo siamo una coalizione costruita in modo autonomo per il Veneto e ci assumiamo la responsabilità di questa avventura e sono molto fiducioso che avremo quantomeno cose interessanti da dire al Veneto. L'esperienza della Casa Riformista, che non si limita all'orizzonte elettorale, dice Daniela Sbrollini di Italia Viva, rivolta ai moderati e tesa a intercettare gli astensionisti. Offrire un contenitore politico che ci auguriamo possa essere un progetto poi anche dopo le regionali, che oltre a Italia Viva ha dentro personalità civiche, amministratori, sindaci, quindi è un contenitore politico aperto a tutte quelle persone moderate, centriste, riformiste che oggi sono oltre il partito di Italia Viva. Niente simboli di partito per le forze del terzo polo, da Italia Viva ad Azione. Questo, dice il presidente regionale del partito di Calenda, Nicolò Rocco, non toglie nulla all'aperto sostegno alla coalizione di centrosinistra. Non è una presa di posizione a metà, ci saranno tantissime persone afferenti ad Azione che saranno presenti nelle liste, che saranno da fare per le liste. È chiaro che se c'è una situazione nazionale in cui il segretario dice che non c'è il simbolo, si corre come persone libere, si corre come persone indipendenti, ma sono sicuro che gli elettori che hanno dato fiducia al terzo polo e daranno grande sostegno alla figura di Giovanni Manildo. Nelle stesse ore un'altra forza della coalizione, il Movimento 5 Stelle, sta avviando la consultazione online dei suoi iscritti sui nomi in lista nelle 7 province. E da lunedì saremo pronti anche noi per partire con la campagna elettorale con un centro-sinistra, un campo largo, unito, con Giovanni Manildo candidato presidente, e finalmente tenteremo
questa volta realmente dopo un'era Zaia che ha segnato un'epoca per la Regione Veneto, tenteremo di cambiare questa regione con meno sprechi, più politica onesta. Breve visita a Venezia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato a Palazzo Ducale ai 35 anni di fondazione della Commissione Venezia, con lui anche il Ministro degli Esteri Tajani. Sergio Mattarella è tornato in Laguna per una breve visita in occasione della celebrazione per i 35 anni dalla fondazione della Commissione Venezia, o per esteso della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, l'organo consultivo del Consiglio d'Europa che fornisce agli Stati membri pareri legali su questioni di democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Il capo dello Stato è sbarcato di fronte agli ex Giardini Reali, accolto dal sindaco Luigi Brugnaro, dal prefetto Darco Pellos e dal presidente del Veneto Luca Zaia. In una piazza San Marco presidiata con discrezione attraverso un meccanismo rodato lungo le varie visite che il capo dello Stato ha riservato a Venezia in questi anni, prima di raggiungere il Palazzo Ducale, per Mattarella c'è stata anche occasione di scambiare alcune parole con i gondolieri in servizio agli Stazi di fronte al bacino. A Venezia era presente anche il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, che ha affrontato il caso di Alberto Trentini, l'operatore umanitario del Lido incarcerato ingiustamente in Venezuela da quasi un anno. E lui è detenuto insieme ad un'altra decina di italiani. Cercheremo di fare in modo che possa rientrare in Italia e possa essere liberato insieme agli altri nostri connazionali. 2 sono stati liberati un mese fa e ora lavoriamo in una situazione che è caratterizzata dall'incertezza, dalle difficoltà. Cercheremo di fare tutto il possibile per riportarlo in Italia sano e salvo. L'ultima visita di Mattarella a Venezia risale a pochi mesi fa, il 19 maggio, in occasione del 4º Festival delle Regioni, sempre a Palazzo Ducale, dove questa volta ad accoglierlo c'era il segretario generale della Commissione Alain Berset. Rispetto all'ottimismo che nel 1990 caratterizzava lo scenario internazionale in cui fu fondata la Commissione, il clima appare cambiato, sempre più caratterizzato, ha detto Berset, da episodi di disprezzo per lo Stato di diritto internazionale e regresso della democrazia. Voltiamo pagina. 1000 ore di ferie solidali donate dai dipendenti Electrolux di Susegana ad una collega in difficoltà. Abbiamo raccolto 1000 ore di ferie solidali a favore di un lavoratore che era rimasto senza nessun istituto disponibile per poter continuare a avere un reddito. Importante gesto di solidarietà dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana nei confronti di una collega che sta attraversando un momento difficile a causa di una grave situazione di salute. L'operaia aveva esaurito le ore di malattia, ferie e permessi. L'unica alternativa sarebbe stata quella di chiedere un'aspettativa non retribuita. Ma le condizioni economiche non lo permettono e pertanto abbiamo deciso di attivare quelle che si definiscono ferie solidali, che è un istituto di legge, previsto dalla legge, regolato dal contratto nazionale, da accordi aziendali, che viene attivato su richiesta delle RSU per un dipendente alla direzione aziendale, in questo caso dell'Electrolux di Susegana. La procedura, applicata per la 4ª volta in 15 anni nello stabilimento, prevede che la direzione faccia un'istruttoria sulla fondatezza di quanto sollevato e se la valutazione, come in questo caso, è positiva, si arriva attraverso un accordo interno aziendale a promuovere le ferie solidali. Che sono una raccolta di ferie date dagli altri dipendenti dello stabilimento in maniera volontaria e se ne hanno le disponibilità, e serve appunto a costruire un bacino di ore che il lavoratore potrà usare e continuare così ad avere la tutela del posto di lavoro e una retribuzione. Quando il 10 ottobre è arrivata la busta paga, la lavoratrice ha trovato l'importante dono dei colleghi. Ha ringraziato tutti perché ovviamente potrà affrontare con serenità questo periodo molto difficile che altrimenti non sapeva come affrontare. È tutto per questa edizione, vi lascio alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.